me è un tempo prezioso, nel senso che dopo aver celebrato solennemente gli avvenimenti della vita, della nostra fede, il tempo ordinario per me è un po' il dire li mettiamo in pratica, li viviamo, danno il gusto alla nostra vita, ecco. Come facciamo noi a trasformare l'acqua in vino? Ma diciamo che noi collaboriamo, chi la trasforma è Gesù, quindi noi collaboriamo come hanno fatto i servi nel Vangelo, hanno fatto ciò che lui gli ha detto, quindi si sono fidati, ecco. E quindi sta a noi, come dire, fare la nostra parte, che in questo caso era per i servi portare l'acqua, in altri casi è dare quei pani e quei pesci che a volte chiede per moltiplicarli, quindi metterci, cioè, come dire, condividere quello che siamo. Signor Giuseppe, sono tantissimi anni che lei fa parte del Consiglio degli Affari Economici. Sono 36 anni e sono venuto che c'era Don Daneri per 3 anni con lui, poi è mancato poverino, poi Don Amandolesi, poi 18 anni è mancato anche lui, poi con Don Lelio, anche lui 14 anni, e adesso sono con Curotto da 3 anni circa, 2 o 3 anni, ecco. Ha visto tante cose qua. Ho visto parecchie cose, sì. Bene, allora cosa auguriamo alle nuove leve che sono nei vari consigli? Che continuino sempre così, anzi, con entusiasmo che ci ho avuto io fino adesso. Il suo impegno per la mensa qual è? Allora, il mio impegno per la mensa è innanzitutto il martedì pomeriggio che svolgo il mio volontariato e poi mi occupo sia del magazzino che gestire un po' i volontari nei vari turni, però quella poi principalmente è quella di stare a contatto con i nostri ospiti, che sono per la maggior parte senza fissa dimora. Abbiamo tutte le sere 32 persone, per noi sono ospiti, infatti la mensa è denominata il cenacolo, proprio per dare quel senso di famiglia, no? Di accoglienza, ed è un'esperienza veramente molto forte, perché poi da queste persone effettivamente c'è da imparare tanto.